Cos'è la costiera amalfitana? No, così non è giusto, però. Visio! Claudio Visio! Eccolo! Ma quello si è buttato dentro la spazzatura. Direzione Mergellina, tasasà. C'è la GoPro storta. Noi dobbiamo stare zitti, inchinarci, fare reverenze e dire zibadrone. Vai. Oggi siamo in un nuovissimo Cosa vuol dire guidare a Napoli in compagnia di due abruzzesi. Oggi scopriremo se le cose che vivono qui, tipo questa, le vivono anche dalle loro parti. Cioè, quello senza freccia, senza niente, mi ha tagliato la strada così. Mo, se io avessi affondato il gas, assurdo, veramente assurdo. Mettiti più avanti che qua è self. Va che non mi tu, va. Ho detto nel video, voglio capire se anche loro dalle loro parti vivono quello che succede in una città come Napoli. Allora, metti la mano. Hai toccato? Sì, guarda. Alessio, ti ricordi il viaggio che abbiamo fatto? La prima tappa? Bevono troppo queste moto, dobbiamo trovare una soluzione. Un impianto a gas dietro, tipo nel bauletto. Fai i chilometri. Stavo da 2 ore con la mano da fuori, C'hai qualche problema? Stavi davanti a me. Eri dietro. Ma come? Carlotta, sei diventata troppo aggressiva. Lui la sua gomma è un po' finita per ritornare in Abruzzo, Vuoi tirare? Sì. Carlotta, metti il ginocchio a terra nella curva. Qui conviene tenerci sulla destra perché la strada fa schifo. Ale, tu vuoi prendere i fossi? Guarda, sei bella! Oh mamma mia, guarda questo come ha tagliato da qua là col carrello. Ma non lo so, poi sono io l'illegale che impenno, guarda. Ormai la 09 è diventata un Liberty. Guarda come dondolo. C'è il traffico oggi! Ma così è l'ora di punta! Esistono i marciapiedi, ma loro camminano per strada, perché per strada è più bello, ragazzi. I ricordi affiorano! No! Stanno le macchine, va! Allora sei deficiente? Dillo, sono deficiente, lo so. Stavamo cercando di riprodurre la scena. No! Ma allora lo fa apposta, scusa. Certo che lo faccio apposta. Cioè, devi farla bene, chiedo scusa. La Pula ci taglia la strada. Ti stavano ammazzando. Ci stavano ammazzando i pulotti. Non potevo non portarvi a vedere il lungomare, ragazzi. Cioè, come fai a perderti una vista simile? No, quella avevo paura che attraversasse così. Che cazzo fai? Non si attraversa così. Vabbè, Viva la precedenza! Tu non hai visto niente. Ti stai piacendo Napoli? Giustamente in curva è il posto perfetto per attraversare. Vabbè, vi do ragione semplicemente che non ce la fate a camminare. Però le strisce pedonali sono 5 metri più dietro. Cosa vi costa andare ad attraversare sulle strisce pedonali? i ragazzi ci hanno salutato. Ho alzato la mano per te. Vai, tanto noi ci fermiamo. Allora, adesso siamo a Mergellina. Posso guidare io? Scegli. Sì, adesso puoi guidare tu senza casco naturalmente, Vittorio, perché devi rispettare le leggi di Mergellina, dai, vai. Leva il casco e sali in moto, dai. Stiamo venendo dall'Abruzzo. Ma questo è il lungomare? Questo è il lungomare, ma arriva fino... Ok. Dove sta il castello, diciamo? Anche oltre. In Abruzzo sicuramente è più bello il mare, vero? Qua pure c'è un bel mare. C'è la ciclabile, perché devi camminare per strada, mi dico? Non mi spiego il perché. C'è la ciclabile lì, puoi stare tranquillo. Auguri! No, ma poi me la ripagano loro la moto quando se la rubano? Cioè, se viene alla municipale preferisco prendere 19 euro di verbale. Tanto il garage mi costa lo stesso di più. Ma poi stanno tutte queste macchine, i motorini qua su. Questo? Ma non credo che ce l'ha. Ma da questa vuoi chiedere?
Chiediamo no. Non vi fidanzate, non vi fidanzate. Vitto, mettiti col braccio lungo così, di qua. Così. Buttala a terra. Ma tu non hai accelerato? No, c'avevi a te. Non era l'ABS. Stiamo andando alla presentazione del nuovo Fantic Caparello. Ui, ma che hanno messo lo spazitraffico? Quello ha invaso lo spazitraffico, quel criminale. Oh, ma quanto sono bello, ragazzi. Con questo casco, ma quanto è fresco. E qui c'è il saltino lì, la rampetta. Ma la troviamo una macchina con gli amici. Per i soldi che c'hanno qua. Ehi Carlotta, dove corri? Per chi non lo sapesse vi lascio la qua in alto. Trovai una macchina con le chiavi vicino, cioè vicino allo sportello. Ma quello si è buttato dentro la spazzatura. Stava proprio dentro la spazzatura. Risorgimento partenopeo. Che bello. Oh! Hanno asfaltato! Non ci credo! Che bello! Guarda ragazzi, era sapone questa strada. Hanno asfaltato! Ma hanno asfaltato! Con i tombini a livello, guarda, più o meno! Non sei contenta? Ma come fai? Cioè, non prendi più i fossi! Non rischi di scivolare con il bagnato! Qua già finisce l'emozione, vedi? Ha invaso proprio l'altra corsia, lui non se ne frega, deve passare perché lui può. Comunque ragazzi, che bello che hanno asfaltato, perché qua c'è pure una curvetta che devo dire la verità è alquanto sfiziosa. Allora dai, forse una piccola parte delle tante tasse che sto pagando sono servite anche a questo, forse. Guarda, troppo bello asfaltato il corso Vittorio Emanuele, spettacolare. Queste sono le cose belle, grande Italia. Ma no, guarda, adesso te lo puoi anche godere meglio con l'asfalto buono a terra. Cos'è? La costiera amalfitana. Bella sta curva. Sì, no, ma pure questo, va. Cioè, sono pulite proprio, belle. Adesso con l'asfalto buono, cioè, una bella curva. Guidi tranquillo, qua veramente devi stare con la gamba da fuori, perché avevi la gomma un po' fritta e scivolava da sola, motorino, moto che sia. Ui, guarda. Mamma mia. Devo riuscire a fare una panoramica all'impiedi. Aspetta un attimo, Vittorio. Fammi alzare. Cioè, mamma mia. Ma quanto è bella Napoli! Incroci pazzi. Loro fanno gli imbroglioni. E te devi sulla pit lane. No, così non è giusto, però. Ma sono partiti prima loro, però. E non vale così, è normale che non vale, perché se parti prima arrivi prima. Guarda là, che caos questo incrocio. Penso di sì, perché ormai qua si è addormentato l'amico. Oh, limone. Oh, attenta a Pina. Lui che invade, crea anche la doppia corsia per gli scooter, giustamente. Ui, oh, guarda, si sono buttati davanti e si sono fermati proprio per strada. Cioè non è che è andato indietro o avanti, si è fermato per strada. Il manicomio! Ma sono partiti tutti, ma è rosso, perché? Perché sono partiti tutti? Partono tutti prima, ma non sanno proprio fare le gare questi qua. Ciao. No, ma era, come si chiama? Ezio Grigio, no, Ezio Grigio. Come si chiama? No, come si chiama? Quello che faceva Zelig, il pelato. Come si chiama quel pelato? No, Ezio Grigio. Perché c'ho Ezio Grigio sulla punta della lingua? Biagio Izzo, no? Con Vanessa incontrata. Perché adesso viene Fabio De Luigi? Che cazzo c'entra? Come si chiama quello che presentava Zelig insieme a Vanessa incontrata? Il pelato? Come si chiama? Ho bisogno di saperlo. Il presentatore di Zelig insieme a Vanessa incontrata, il pelato. Come si chiama, amo? No, ventilatore, amo. Già, seriamente, sto andando al manicomio. Lei, il presentatore di Zelig, quello con Vanessa incontrata, il pelato, come si chiama? Visio! Claudio Visio! Eccolo!
Stavo andando al manicomio. Grazie, grazie. Oh, che mi fai parcheggiare a fare allora? Guardala come corre e mi sorpassa. Sbagliato però, non si sorpassa a destra. Che cazzo sta facendo questo? Perché freni all'improvviso? Se va a folle sti. Non avevo freno motore, capi? Ho frenato solo poi anteriore e posteriore, attaccato subito l'ABS sui San Pietri, ruote fredde. Ma fortunatamente ho staccato il posteriore e l'ho ripremuto. Ho evitato perché si è fermato quello, se no mi appoggiavo addosso a lui. La risposta vale. Forza Juve! La Juve è più forte! Anch'io sono d'accordo. No, ma quello capisce. Quello come si dice? Si dice fuscevo non gli guerra. Vabbè no, è pazzo, però ti capisce se lo rispondi, se gli dici qualcosa, ti capisce perfettamente, quindi vuol dire che è proprio schizofrenico, boh, non lo so. Sì, si fa vedere, è più intelligente di noi sicuramente. Quando voglio vedere Mander, c'è 3 piedi sotto la linea. Ciao ragazzi, ci becchiamo la prossima avventura. Ciao.